La riforma sanitaria regionale porta molti cittadini a lamentarsi. Anna Moi da Quartu Sant'Elena, qual è la sua storia prima di tutto? Io ho un trascorso di salute molto delicato perché sono insegnante che però è stata messa in pensione per un tumore e quindi a 52 anni sono andata in pensione. Ho fatto un trascorso pazzesco tra radio, chemio e visite continue, devastante soprattutto perché ti spaventa l'idea di non veder crescere i propri figli. Io credo che questa riforma, chiamiamola tale, per me è una pura follia. Se si vuole sguarnire un capoluogo, si può sguarnire una Sardegna già devastata per altri versi, quindi devastarla anche dal punto di vista sanitario mi sembra una pura follia. Quali sono i danni che può comportare a lei questa riforma? Ma io personalmente non ne faccio un discorso personale perché dico personalmente io credo ancora sono abbastanza giovane, ma penso all'80% delle persone in Sardegna che sono anziani, che non hanno la possibilità e non hanno anche l'aspetto economico per muoversi con una certa celerità. Se si chiudono tutti i centri sanitari presenti qui a Cagliari, siamo costretti ad andare in questa pseudo città della salute che è Monserrato. Non tutti possono prendere i mezzi pubblici, non tutti possono pagarsi un taxi, non tutti possono pagarsi un transfer per arrivare a curarsi. Io credo che bisogna attenersi alla Costituzione. La salute è un diritto come lo sono altri diritti, quindi se non ci teniamo stretti quali sono i nostri diritti saremo sempre più tassati, saremo sempre più costretti a pagarci un privato per guarire. Io credo che bisogna entrare nell'ottica che Arru, che è un assessore ed è anche medico, e mi dispiace per lui che è medico perché forse non ha capito che la sua funzione è garantire la salute delle persone, è molto importante il fatto che lui debba preservare e tutelare tutte le categorie, anche le più deboli.